Pronti? 1, 2, 3. Buono il secondo tentativo con Cézanne Griff veloce, al largo c'è subito Liuvius Kermer che va a chiedere strada. Per il momento Cézanne Griff si mantiene al comando, Liuvius Kermer insiste al largo, poi Cole K del Ronco, mentre è partito bene da meno 20 Carosio Light. Insiste Liuvius Kermer su Cézanne Griff che però per il momento sembra voler correre davanti. Attacca Liuvius Kermer, ne vengono fuori 400 metri lottati, 28,8 e alla fine Liuvius Kermer passa su Cézanne Griff. In terza posizione Cole K del Ronco, poi Carosio Light a precedere Kronos Lux, Cracco P e Tyrion. E così si completano i 600 del battistrada in 43,9. Liuvius Kermer in vantaggio, prova ora a rallentare dopo lo strappo iniziale. Cézanne Griff lo segue precedendo Cole K del Ronco. Carosio Light che raggiunge i primi e subito va al largo. Il primo giro in 1 minuto con una frazione lenta in 16 sulla retta di là. Liuvius Kermer che ora dovrà iniziare a riallungare perché Carosio Light arriva tambureggiante al largo portandosi in scia Kronos Lux, il chilometro in 1:15,3 con Liuvius Kermer in vantaggio nei confronti di Carosio Light che avanza all'esterno. Cézanne Griff allo steccato avanti a Cole K del Ronco, sempre Kronos Lux in seconda pariglia al largo a precedere Cracco P. Alla retroguardia Tyrion 1:29,6 primi 1200 e 29,7 questi 400 metri. Liuvius Kermer che cammina per tenere distante gli attaccanti. Guadagna un paio di lunghezze a Cézanne Griff e Carosio Light. In attesa in pariglia c'è Kronos Lux che ora si mette in mezzo alla pista per dare il proprio parziale. Liuvius Kermer in vantaggio, Cézanne Griff che si riavvicina, sbaglia Carosio Light in mezzo alla pista, Kronos Lux Numero il miglio in 1:58,7. Cézanne Griff va cattivo a lato di Liuvius Kermer in mezzo alla pista, sempre Kronos Lux, poi in cerca di spazio Cole K del Ronco avanti a Cracco P. Insiste Cézanne Griff su Liuvius Kermer che si difende allo steccato, Kronos Lux che si ributta in schiena, poi Cole K del Ronco, Cézanne Griff e Liuvius Kermer alle prese, in retta d'arrivo passa Cézanne Griff a centropista, Kronos Lux senza spazio, Cole K del Ronco, Cézanne Griff e Cesare Ferranti vincono nei confronti di Cole K del Ronco che arriva a non correre. 32 la chiusa, 2:30 il doppio chilometro, 1:14,9. Cézanne Griff e Cesare Ferranti che portano a casa una bella vittoria per il training di Enrico Fiaschi e l'allevamento Il Grifone alla proprietà di questo Cézanne Griff che riapprezziamo vincere nelle immagini, un figlio di Varenne e Teresita Wise. Secondo Cole K del Ronco, per il terzo foto stretta tra Liuvius Kermer e Kronos Lux.